io perché sono un intervistatore e io ho avuto la fortuna di fare un mestiere che mi piaceva, il giornalista sportivo, e visto che avevo la passione per la montagna, di scrivere di montagna, e così ho conosciuto molti alpinisti, persone veramente uniche. Fra queste Fausto, del quale ci conosciamo da tanti anni, del quale però non sono amico solo per il fatto, penso, che non ci possiamo vedere molto spesso, perché lui è molto impegnato, è spesso in giro perché è una persona generosa, davvero generosa. E come vi è stato già detto, un grande alpinista, però stasera non parleremo tanto d'alpinismo, parleremo del Fausto di oggi. Chi è il Fausto di oggi? Beh, innanzitutto ciao, buonasera a tutti. Devo dire che dopo le presentazioni, che mi mettono sempre un po' in imbarazzo, perché questo? Perché qualcuno può pensare, deve essere uno che ha un sacco di certezze. Ecco, se qua dentro c'è uno che di certezze ne sono rimaste veramente poche, è il sottoscritto. Io da ragazzino ne avevo tante, straripavano queste certezze. Ero contento perché pensavo, ho detto, col passare degli anni aumenteranno di conseguenza, è successo tutto il contrario. Adesso addirittura si sciolgono come neve al sole, me ne sono rimaste poche, però se voglio dare un senso autentico alla mia esistenza, voglio credere in qualche cosa. Oramai è finito il tempo di salire, di arrampicarsi, e sono arrivato, come dicevamo prima, a pensare una cosa che magari tanti alpinisti non sarà bello, però non c'è cosa più inutile che salire a montare e arrampicare su pareti, però è bello farlo. E le cose belle vanno fatte. Però ogni volta uno deve pensare alle proprie energie, che col passare degli anni poi le energie non aumentano ma diminuiscono. Ecco, questo è il De Stefani di oggi, perché mi rendo conto che non voglio invecchiare in modo patetico di dire che a 65 anni faccio le cose che facevo a 20-30 anni, come molti, e ne sono anche convinti. Per cui voglio essere, come si può dire, molto, molto realista, con i piedi per terra, perché ci sono delle cose che possono dare altre soddisfazioni, se non anche più importanti. Questo è Sicuramente più importante. Prima di entrare nello specifico, hai rimpianti? No, non ne ho. No, mi reputo una persona estremamente felice, no? E anche in questo caso molti mi chiedono, quando mi incontrano, come va Fausto? Va bene. Ma a te va sempre bene. E allora è ovvio che la risposta è sempre la solita: guarda che chi sta male sta diversamente, che c'è un po' la mania al lamento, no? Però viaggiando e facendo il viandante per il mondo ho visto delle situazioni che quelli veramente dovrebbero lamentarsi. Noi assolutamente non possiamo lamentarci, però diventa un'abitudine quella del lamento. Ecco perché vorrei invecchiare in modo armonico, tranquillo, possibilmente anche lavorando nell'orto. Non è un problema quello. Ogni tanto fare delle camminate, ormai mi sono ridotto ad andare in montagna come i Tuareg di notte, come dice Paolo Ruminit, perché di giorno non ho più tempo, sto facendo più chilometri di un camionista. E quanti ne fai all'anno, lo sai? Quest'anno sono a 100-110.000. Per cui io volevo farne tanti, però a piedi, e invece poi ci sono delle situazioni in cui devi scegliere, e se devi fare delle cose non devi lavorare al risparmio o dividere un po' la montagna, un po' di qua, un po' le passioni fotografiche. No, se devi impegnarti su un progetto è come quando mi impegnavo da ragazzo per allenarmi, per andare a fare queste salite, sì, no? Che mio padre mi diceva: se tu il fa può a meno, ne si può fare anche a meno.
E poi se addirittura quando tornavo a casa che avevo qualche congelamento, ecco lì ne sentivo le mie, ma è capibile, guardate che noi ci dobbiamo ritenere dei privilegiati. Prima perché l'alpinismo è nato quando la gente aveva già la pancia piena, che molti si dimenticano, ma una volta andavo in montagna a cercare legna, a cercare qualche cosa da mettere sulla tavola, perché a forza di mangiare polenta o altre cose ti veniva la pelagra, e se non altre cose, per cui andare in montagna per vedere i paesaggi, per vedere i tramonti o alcuni momenti magici, e quella generazione degli anni 20 come quella di mio padre era impensabile, no? Per cui questo è la vera realtà. Non per niente l'alpinismo è stato inventato dai signori inglesi. Erano signori, potevano permetterselo. Signori che venivano qua, soldavano i valigiani, li osannavano perché dicevano questi qua sono veramente forti, questi qua, che ci sia 50 cm di neve, che ce ne sia 1,20 m, questi qua non si fermano mai. Poi quando dovevano scrivere i libri poi non avevano cultura, puzzavano, no? E allora se fai una valutazione confrontando l'alpinismo occidentale con gli Sherpa, con gli Unzo, con i Baltì, cos'è cambiato? Infatti stavi descrivendo uno Sherpa o un Unza di oggi. Esatto, questa è la realtà. Però secondo me, ripeto, bisogna fare delle scelte. Io sono convinto che se stai lì continuamente a pensare su, no. Io sono uno, come si può dire, molto concreto, no? Per cui al di là delle parole sono i fatti che devono essere dimostrati. E io mi ricordo che quando ero tornato più o meno 14 anni fa da una spedizione, ero stato via anche 10 giorni in più perché mi interessava vedere una zona, quella dell'Antang, e poi prima di tornare ero andato a Kirtipur. C'era questa realtà di una scuola fatiscente. Kirtipur è vicino a Kathmandu, sì, a 9 km più o meno, una cittadina di 60.000 abitanti, e c'era questo mio amico che mi faceva vedere la scuola dove c'erano anche i suoi 2 bambini. Quando arrivava il periodo monsonico dovevano fermare tutta la scuola perché c'erano le lamiere che avevano dei buchi incredibili, e mi ricordo il preside mi ha detto: ascolta, ci puoi dare una mano tu? E io con i soldi ho sempre avuto un pessimo rapporto io. Però in quei giorni fra Kathmandu, quei 2 o 3 giorni e l'aereo, ho detto sì, io voglio aiutarli. Ecco, sono venuto a casa, io ero già autosufficiente tranquillamente, già adulto, già responsabile fra virgolette, però volevo far partecipare mio padre, il quale gli ho detto: papà, ho pensato che adesso quello che guadagnerò d'ora in poi, soprattutto per quanto riguarda gli incontri e così, lo devolverò per un'idea che ho di una scuola. Però io mi aspettavo da lui una risposta concreta. Sì, e lui non parla, io lo guardo, mi abbasso addirittura, lo guardo negli occhi e dico: scusa, perché non mi dici niente? Ma scusa, perché ti devo dire qualcosa? Se tu mi dici questo vuol dire che tu gli hai già dato la tua parola. Guarda che la tua parola vale di più di qualsiasi firma davanti a un contratto, davanti a un foglio, un contratto davanti a un notaio. Ecco, uno che ti dice questo vuol dire che ti ha già dato delle indicazioni quando eri ancora bambino, quando eri ragazzo. Gente che ha risolto il problema dopo l'ultima guerra, insomma, quelli che hanno risollevato e che hanno dato molto a tutti quanti noi, perché se siamo privilegiati lo dobbiamo a quelli che si sono fatti un mazzo incredibile.
lavoravano giorno e notte. Cosa faceva tuo padre? Mio padre faceva il salariato in una stalla, ma finita la stalla poi c'erano i campi, poi veniva a casa, c'era l'orto, poi c'era il pollaio, e quando si mettevano lì attorno al tavolo la sera, era già buio, adesso sarebbe considerare maleducato, però non tenevano i gomiti giù dal tavolo, li appoggiavano sopra decisi e poi appoggiavano la faccia, perché altrimenti rischiavano di far scivolare la faccia nel piatto di minestra. Ecco, quella erano persone che, se confrontassimo la fatica che hanno fatto loro, non per passione, ma per dovere, noi facciamo ridere i polli, no? Però se ci autoconvinciamo possiamo essere anche sentirci sfortunati, perché quello è la realtà, né? In zero tempo perdiamo il senso della misura. Allora, abbiamo un alpinista che si ritrova in Nepal con una richiesta di aiuto e partendo da zero comincia a cercare di realizzare questo aiuto, e questo aiuto si è materializzato come? Si è realizzato subito immediatamente con l'acquisto del terreno, perché loro volevano che io ristrutturassi quella scuola, però quando c'era la ricreazione era vicino proprio nel centro di Kirtipur, per cui i bambini e i ragazzi uscivano in mezzo alle macchine, in mezzo ai motorini, in mezzo alle biciclette, in mezzo al caos. Ho detto, se vogliamo fare qualcosa, e lì abbiamo iniziato a battagliare, no? E io sapevo già tutto cosa significava scontrarsi con queste persone, no? Perché la maggior parte degli insegnanti volevano che rimanesse lì la scuola perché erano più vicini, faceva comodo, ma invece alla fine l'abbiamo fatta a 1,5 chilometri, fuori completamente, dove c'erano dei campi di riso, e acquistare il terreno. Abbiamo fatto la primaria, dopo 1 anno e mezzo è stata inaugurata, a 3 piani, poi la secondaria, poi la scuola professionale per accompagnatori ecoambientali, una forma di liceo, e poi la scuola materna, poi l'istituto d'arte, poi i poliambulatori e le cucine, il refettorio, il convitto. Distribuiamo 1200 pasti al giorno. Ecco, la scuola, vi dico subito che è molto bella, perché le scuole devono essere belle. Uno Stato che non investe nelle scuole, o le istituzioni che non investono nella bellezza di una scuola, sono costretti ad andare a remengo in zero tempo, ve lo dico apertamente. I bambini devono crescere in mezzo al bello. Le aule ben colorate, addirittura per i bambini piccoli tutte decorate all'interno, e lì ci sono 2 giardinieri che gli do la stessa importanza di qualsiasi docente, ve lo dico apertamente. C'è anche un orto nella scuola, dovrebbero esserci anche in Italia, gli orti, e magari con delle persone anziane che ovviamente sono in pensione, che sarebbero i migliori proprio per trasmettere il rapporto che dovremmo avere con Madre Terra. Si impara, io ho visto dei bambini che imparano molto di più quando sono all'aria aperta, trattare bene il terreno, seminare, annaffiare e vedere i prodotti. Io ho visto dei veri miracoli, ma credetemi, non è che stia parlando adesso così perché non so cosa dire. Un bambino, quando ho messo giù un seme del grano turco e dopo un po' di mesi vede la pianta che è molto rigogliosa e che fa una bella pannocchia, a volte 2, e da un grano è cresciuta una pannocchia con 470 grani, i bambini dicono: ma questo è un miracolo. Ecco, non c'è bisogno di fare grandi chiacchiere o leggere troppi libri, no, quello è la cosa concreta che una volta fatta loro non dimenticheranno mai più. Eravamo in Nepal, poi torniamo, eravamo in Nepal, questa scuola
non c'era solo la difficoltà di partire, diciamo, da zero, ma anche la difficoltà di relazionarsi con una mentalità piuttosto diversa. Sì, sì, beh, questo è capibile, perché loro penso, ecco, tu vuoi portare i nostri modelli di sviluppo? No, assolutamente, però occorrono delle regole, senza regole non si va da nessuna parte. C'erano insegnanti che arrivavano dopo mezz'ora l'apertura, tranquilli, no? E voi immaginate 20 ragazzetti in un'aula senza l'insegnante, no? Qui abbiamo cominciato a mettere delle regole molto, molto serie. Adesso chi dopo la seconda volta non arriva in ritardo praticamente deve lasciare il posto a un altro, no? Oppure ci deve essere una motivazione vera, concreta, non è che siamo delle persone così insensate, però passano il dito e noi sappiamo completamente chi è puntuale e chi ha passione per portare avanti l'insegnamento di una scuola, perché senza passione anche questo non si va da nessuna parte. E devo dire che dopo diversi anni, quasi 14 anni, quest'anno sono tornato a casa, devo dire, sono tornato da poco perché sono dovuto andare giù una settimana, ma proprio per fare una firma davanti al Ministero della Pubblica Istruzione e controllare alcuni lavori, ma sono tornato contento proprio perché le cose funzionano. 3 laboratori di chimica, fisica e biologia, 180 computer dell'ultima generazione, 20 lavagne multimediali, un auditorium con un impianto Blu-ray ad alta definizione e al di là di questo, forse ne abbiamo parlato anche prima, al di là delle parole, dopo un terremoto di 7,8 dalla scala Richter, nessuna di queste strutture ha avuto una crepa, non è collassata, non ha avuto una crepa, per cui in questo caso le cose possono essere fatte anche bene. Perché tu andavi e continuavi a controllare di persona, perché tu hai impedito di fare quello che è stato fatto anche in Italia, cioè di fare i lavori un po' così. Ma in tutte le cose, ripeto, guardate che è fondamentale, uno si deve prendere le proprie responsabilità, perché tante volte involontariamente, no, nel volontariato puoi commettere dei grandi errori senza sapere che poi diventeranno magari delle tragedie o degli errori enormi. Per cui il materiale lo devi continuamente controllare, cemento, sabbia, non deve essere sabbia di mare come quella che è stata utilizzata all'Aquila alla casa dello studente, con del ferro senza la zigrinatura, no? Ecco, lì ho perso anche un amico, per cui adesso avrebbe potuto avere anche una famiglia, no? Questi sono criminali, bisogna usare i termini appropriati per quelle persone che hanno speculato su queste cose, altrimenti è meglio prendere dei camion di bambù e fai delle strutture di bambù con su delle lamiere leggerissime, che quelle sono già antisismiche. No, ricordo, lo ricorderete sicuramente, ma il terremoto, poi sono stati 2 i terremoti in Nepal, è stato fortissimo e ha distrutto proprio in maniera pesante sia la stessa Kathmandu sia nelle valli, creando dei disastri naturali che non era solo il crollo delle case o la sparizione delle poche strade e perfino dei sentieri, ma proprio il crollo di intere fiancate di valli. La valle dell'Antango, sai bene quello che è successo, insomma, no? Succede 2000 morti solo lì, solo in no? questa valle. E in mezzo a tutta questa distruzione il fatto che quella scuola sia rimasta in piedi totalmente, difatti l'avete utilizzata anche per accogliere la gente che aveva perso la casa. Sì, è diventato un campo base anche per l'emergency, è venuto giù con 4 persone che hanno cominciato ad allestire delle tende
di circa 20 metri, doppie, perché cominciava poi il periodo monsonico e anche il periodo invernale, per cui occorrevano delle tende che sopportassero un po' di freddo, e siamo riusciti almeno per un mese circa a dare quasi 6.000 pasti al giorno, ogni giorno. Adesso mediamente sono 1.200 per i ragazzi, per quelli che lavorano nella scuola, comunque 1.200 pasti ogni giorno, credetemi, è una piccola stanzetta fra verdure, riso e tutto quanto ne consegue, perché insomma è normale che sia così. Volevo ricordare quando c'è stato il terremoto, Fausto, la sua organizzazione è stata una delle possibilità di far davvero arrivare degli aiuti diretti, perché lui andava a portare il materiale, non si faceva mandare i soldi, poi dopo lo Stato riprendeva, poi qualche cosa avanzava per qualcuno. Lui andava a portare fisicamente il riso, che era la cosa principale, che era da dare a mangiare, dare le lamiere per coprire, per mettersi al riparo, appunto perché arrivava la stagione dei monsoni. No, quando si parla di urgenza vuol dire urgenza, essere presenti sul territorio, cominciare a dare una speranza a queste persone. Per cui devo dire che sono andato giù, poi ho visto che comunque lì c'erano molte persone, addirittura di più di quelle che dovevano esserci, no? Anche fra nepalesi, perché l'importante era comunque mangiare, consumare un piatto ed era capibile, però se non c'è un coordinamento tu rischi di creare dei danni. Però io sono tornato a casa, ho cominciato a mettermi in gioco e abbiamo raccolto più o meno 750.000 euro in 7-8 mesi. Molti sono stati veramente, guardate, l'Italia ha un sacco di difetti, ha un sacco di eccellenze, ma hanno un sacco di persone veramente generose, no? E questo bisogna dirlo, no? Ha risposto anche molto bene il mondo alpinistico, lo stesso Rainer Mesna ha fatto un versamento di 20.000 euro, prima si è voluto informarsi bene, ma è giusto che sia così, è giusto, no? Per cui abbiamo iniziato praticamente a prendere camion di riso e andare a distribuirlo nei vari villaggi e su 2 distretti lì di Kirtipur, perché non possiamo prendere tutto Kirtipur, devi fare delle scelte. Poi le lenticchie per fare il dalbat, riso con lenticchie, olio e i generi di prima necessità. Però un sacco di riso per una famiglia di 3 persone dura al massimo 25 giorni. Le persone di montagna, se tutte le scorte che avevano nelle strutture, perché poi è cominciato a piovere subito, immediatamente, non avevano lamiere per coprire, non avevano il celofan, si è bagnato, ha germogliato, molti hanno mangiato del riso germogliato e alcuni bambini soprattutto sono morti, perché poi fermenta immediatamente, cosa da non fare assolutamente, ecco. Per cui tutta una serie di cose, però ogni lamiera che veniva distribuita, mediamente una casa per una famiglia aveva bisogno di 6 lamiere minimo, ecco, ne abbiamo distribuite complessivamente circa 230.000. E poi il bambù, ecco, il bambù è stato una cosa veramente difficile anche da recuperare, e qui l'abbiamo fatto venire un po' dall'India, un po' dal Bangladesh con dei camion, ecco, però non è che abbiamo risolto i problemi del Nepal, lo dico apertamente, non voglio illudere nessuno, il Nepal è comunque ancora adesso in ginocchio, non a Kathmandu, non nei centri turistici, come ad esempio lo stupa di Bodenat è stata la prima struttura subito immediatamente ristrutturata. Quando si parla di religione arrivano subito i soldi un po' da tutte le parti del mondo. Io sono più dell'idea di
andare anche nei villaggi fuori, no? Perché lì ci sono i vecchi che sono rimasti vecchi, i figli sono tutti emigrati negli Emirati Arabi, questi vecchi non hanno più né la forza di costruire e non hanno soprattutto la parte economica da investire, perché puoi anche pagare dei giovani, ma se i soldi non ci sono, e questi sono là, aspettare che finisca il più presto possibile. Questa è una realtà molto cruda. Andare dopo 6-8 mesi e vedere che in alcune zone non erano mai andati a vedere quello che era successo, questo ti fa venire una rabbia spaventosa. Vedere che la comunità internazionale, visto che lì non c'è il petrolio, visto che non c'è, però no? C'è l'acqua, no? E la comunità internazionale è stata completamente assente. L'India interviene o la Cina intervengono se c'è il ritorno, altrimenti non si muovono. Ecco, forse da lì capissi molto di più di qualsiasi telegiornale, di qualsiasi rivista, anche specializzata, che affronta questi termini. Perché tu dici, ma cosa vogliono dal Nepal? Il Nepal ha la risorsa, come il Tibet lo è stato per la Cina, la risorsa più importante, l'acqua dolce. E l'acqua dolce nei prossimi decenni ci accorgeremo di quanto sia importante. Già adesso ci sono delle problematiche, spero che non si... perché c'è la Cina che vuole fare già delle dighe, però se fai delle dighe l'India rimane, visto che la maggior parte, una buona parte è agricola, le solite contraddizioni. Ne abbiamo molte anche noi, ma là non è che siano esenti da contraddizioni. Apro una parentesi perché hai citato i giovani nepalesi negli Emirati Arabi, dove vengono trattati da schiavi perché gli vengono sequestrati i passaporti e sono costretti a spendere una parte di quello che guadagnano per mantenersi di così, non riescono neanche ad avere i soldi sufficienti da mandare a casa, che sono andati a lavorare per quello, per mantenere la famiglia. E poi noi ci facciamo i campionati del mondo di calcio. No? Sì, no, sono quelle contraddizioni ovviamente che trasformano una serata, che dovrebbe essere una serata piacevole, in qualcosa che ti fa arrabbiare, no? E nessuno vorrebbe andare a casa e pensare a quello che noi diciamo, no? Però vi dico solamente una cosa: io avevo due amici che avevo conosciuto, due proprio erano lì nella zona dell'Antang, dove è successo quella di disgrazia al Monte Virung, quella valanga che ha ucciso tutte quelle persone. Ecco, questi qua sono saliti su un aereo convinti di andare a lavorare negli Emirati Arabi. Dove sono andati a finire invece? A Kabul. E li hanno ammazzati tutti. No? Ecco perché alla fine dici: ma in che mondo viviamo? Io da ragazzo potevo viaggiare, facevo l'artigiano, per cui dovevo lavorare giorno e notte, poi mi mettevo via un po' di soldini e girovagavi a risparmio un po' per tutto il mondo, ma potevi farlo. Adesso questo non è più possibile. Alla Jack Kerouac, sì, ai grandi viaggiatori, no? Bruce Chatwin, no? Salivi su un treno, no? E dicevi: adesso vado, attraversavi tutta l'America e spendevi una cavolata, perché da mangiare lo trovavi anche nei campi, per dire, però adesso non è più possibile. Poi forse in America c'è più tranquillità, così, però Africa o paesi, diciamo, io ho visitato molte volte l'Afghanistan prima dell'occupazione sovietica, devo dire che era un luogo che i figli dei fiori o gli alpinisti, diciamo, si parla degli anni 74,
era uno della catena dell'Hindukush, era una delle zone più frequentate, partivano con dei Ford Transit, no? o dei Volkswagen, dei Volkswagen, e andavano per un mese e 40 giorni a fare una spedizione in quei luoghi. Ma pensate, chi adesso quello che prende su e che vorrebbe fare queste esperienze? Ecco, in questo caso devo dire che la qualità dell'esperienza era garantita, perché già solo il fatto di entrare a contatto e vedere le montagne era già una cosa eccezionale. Se poi addirittura riuscivi, come è riuscito anche Macchetto, Calcagno, a fare cose incredibili su delle montagne di una bellezza mozzafiato. Ecco perché il viaggiare può essere una grande scuola di vita, ma già la montagna è una scuola, è un insegnante silenzioso, ma se la sai ascoltare ti può dare veramente cose incredibili. Volevo chiudere la parentesi che riguarda la scuola in Nepal, per spiegare come, cioè quanti bambini, quanti ragazzi sono e come viene gestita, cioè cercando di aprirla il più possibile. Sì, inizialmente è nata come per gli ultimi proprio, bambini di strada, anche perché devo dire che io avevo iniziato quando giravi, finivi l'espedizione, avevo degli amici, giravamo, avevi sempre questi bambini che chiedevano carità, no? E non avevano famiglia. E allora uno di quelli lì che mi sembrava veramente sveglio, perché in una settimana avevo imparato l'italiano. Io per parlare il nepalese ho impiegato anni e anni, e poi adesso me lo sono già quasi scordato, perché devi parlarlo in continuazione. Poi però sono venuto a sapere che lui non aveva i genitori, aveva però una zia che non lo voleva mandare a scuola perché stare sulla strada vuol dire raccogliere i soldini, e poi lei li pretendeva. Però lo vedevo talmente sveglio, e adesso quello 2 anni fa ha finito l'università a Harvard. Alla Galaxy School praticamente, che era un'altra scuola, dove ho fatto una battaglia incredibile anche con un processo col direttore, perché voleva i soldi, ma poi lo lasciava andare perché così non gli dava da mangiare. Gli portavo giù delle magliette, slippini, calzini, e poi arrivavo là prima di ripartire e non c'era più niente, per cui c'è un gioco, insomma, lo possiamo immaginare. Per cui l'ho mandato in un'altra scuola e tutti quanti mi dicevano è bravissimo questo qua, no? Per dire che comunque basterebbe una soddisfazione di questo genere. Tanti mi chiedono ma perché adesso lui non dovrebbe. Io non voglio dirgli niente, io ti ho dato questa opportunità, adesso tu in cambio devi dare qualcosa alla RAI. No, voglio che sia lui si è già portato avanti, ma non può esserci ricatto in questo caso, sarebbe sbagliato. Io posso anche capire che istintivo verrebbe dire ma scusa, adesso ti ho aiutato, tu aiuta la scuola, la RAI. Io non me la sento per il momento, perché c'è un fatto, tutto il mondo è paese. Allora, io ho fatto delle grandi battaglie, ma anche l'anno scorso, soprattutto dopo il terremoto, che quando vedevano arrivare un sacco di roba e si cominciava a fare una riunione dove doveva essere distribuito, in quale villaggio, nome e cognome di ogni famiglia per dare, anche le lamiere sono state tutte numerate con una mascherina RAI Memorial School, per cui chiunque può andare a vedere quello che noi abbiamo fatto. Le cose si fanno così o è meglio non farle? Anche se c'era la necessità di sveltire le cose, no? Però è giusto farle in questo modo. Però loro si opponevano tante volte.
gli insegnanti, guardate, ma le teniamo qua nel magazzino, ma scusa, ma tu stai soffrendo la fame, sei stato aiutato, sei contento di essere stato aiutato, perché voi non aiutate gli altri? Un punto interrogativo, che tante volte non ti danno una risposta, non te la danno perché si sentono in parte di sbagliare, ma è più forte il fatto di dire accumuliamo noi questa cosa qua perché non si sa mai se ci sarà bisogno in futuro, che poi in futuro, dopo 6 mesi che hai di dar riso va a male, no? Ecco. Hai parlato molto di bambini. Sono i bambini nella tua vita, non solo in Nepal, anche in Italia, perché non ha attività solo in Nepal, Fausto. E questa tua passione per la gioventù, per le nuove generazioni, da cosa ti arriva? Dalla tua infanzia, da qualche... Sì, sicuramente dall'infanzia. Io ho avuto un'infanzia straordinaria, anche se a 8 anni ero già in stalla con mio padre. Alle 2 di notte ti dovevi svegliare, mezzo addormentato, però dovevi svegliarti. Adesso sarebbe sfruttamento minorile, ma lui non mi ha mai obbligato, e che io e i miei 2 fratelli ci sentivamo in dovere, perché poi è stato un periodo in cui lui andava a lavorare con 40 mucche e aveva subito un incidente cadendo dal fienile a un tallone, e lavorava ugualmente con 2 pezzi di legno che si era messo lui, se li fasciava tutti i giorni per non far appoggiare il tallone. E per cui ecco, quello è stato un periodo in cui ero pieno di idee. Avevamo fatto una palafitta in una specie di laghetto artificiale, cioè, si voleva giocare, no? Il Corsaro Nero, i libri ecco, lì sulla collina di Lorenzo, che è una collina da 20 ettari, c'è il percorso della mia infanzia, non c'è un granché. Per cui ho detto, ma prima deve piacere a me, poi se mi piace gli trasmetto anche l'entusiasmo agli altri. Allora raccontiamo bene la collina di Lorenzo, che sta vicino a Desenzano, sì, a 6 km da Desenzano ai Garde. È un bosco. C'è un bosco, un prato arido, c'è un prato stabile, è complessa, è variegata, no? Ogni tanto mi arrabbiavo con gli amici di montagna, perché loro dicevano: noi sì che abbiamo i boschi di serie A, abbiamo pini, larici, abeti, voi cosa volete avere nei vostri boschi? E beh, noi abbiamo delle roverelle, abbiamo dei carpini, abbiamo delle rubinie. Ma poi ho detto, ma scusate, ogni luogo non c'è un luogo brutto, è un luogo diverso, per cui non esistono, in natura non esistono luoghi brutti. Poi l'uomo è riuscito magari anche ad abbruttirli, siamo riusciti a crearne tanti, no? Siamo riusciti a umiliarli. Ma guardate che la pianura mantovana, dove io sono nato, no? Non ho avuto la fortuna di nascere qua in mezzo. Voi uscite di casa e poi c'erano già le montagne, no? Noi vedevamo in lontananza il Monte Baldo, ma per me quello era il mio Everest, ma noi erano salici, platani, pioppi e fossi una quantità incredibile, con dentro un sacco di pesci. Era una pianura straordinaria. E cosa che adesso quella pianura è morta. Siamo riusciti a calpestarla, a umiliarla nel modo più osceno. Nei fossi non c'è più un filo d'acqua. Prima c'era pesce, tinche, pesce gatti, lucci. Ve lo dico perché il 40% dell'alimentazione mio padre di notte andava a sollevare le reti, no? In dialetto si chiama i bertavelli, no? E ecco, pesce a volontà.
adesso non c'è più niente, libellule, rane, raganelle, abbiamo il glifosato noi. Esatto, in più abbiamo questo, adesso in più addirittura hanno dato altri 5 anni da poter utilizzare. Ragazzi, l'uomo non è facile Questa collina, questo bosco e questo prato, eccetera, ti sono stati donati. Perché ti sono stati donati? Allora, il proprietario era Lorenzo, infatti si chiama Collina di Lorenzo, tanti dicono, mi mandano i messaggi, dove si trova la collina di San Lorenzo? Non era santo, anzi ogni tanto quando si arrabbiava ne tirava giù di quelle forti proprio, però era una persona anche molto ricca, ma che viveva da francescano. Questo mi ha colpito in modo forte, perché di solito uno che ha i soldi vuole esternarli, no? Lui avrebbe potuto tranquillamente telefonare all'ora di pranzo, di cena, a qualsiasi boutique di gastronomia che gli avrebbero portato qualsiasi cosa straordinaria, no? Lui mi aveva colpito perché dopo mesi e mesi, perché era un tipo un po' strano, prima ti annusa come fanno i cani, poi se gli vai a genio comincia a parlarti ma poco, dopo cominci, se prendi un po' di confidenza, ma non troppa perché gli dà fastidio, però lui vedeva che io avevo grande passione alla fotografia naturalistica, per cui poi gli portavo le foto che avevo fatto del picchio rosso maggiore, il picchio verde, la cinciarella, la cinciallegra, il codirosso, e gli piacevano, immagini importanti. E un giorno mi ha detto, ascolta, vuoi fermarti a pranzo? Io l'aspettavo da molto più tempo, però sì, va bene, ti devi però accontentare. Ha fatto una zuppiera, un'insalatona, foglie di biancospino a maggio, fiori di trifoglio e di erba medica, no? Foglie di margherita e di viole, poi se c'erano anche qualche fiore lo metteva dentro. Poi lui conosceva tutti i funghi possibili, che io li guardavo così un po', perché se non li conosci bene i funghi sono, no? Ma lui li conosceva, infatti siamo ancora vivi, lui purtroppo no, ma per altre cose. E devo dire che io ho in mente ancora quei sapori. Ogni tanto li faccio anch'io queste insalatone, però non riesco mai a farle come lui le aveva fatte. E poi insomma, in poche parole, credo che abbia lasciato scritto ai 2 figli e la moglie, quando lui se n'è andato, mi hanno detto, ascolta, noi vorremmo darti la collina. Ho detto, lasciatemi pensare, perché quando ho sentito questa cosa qua c'era il cuore, ho detto, qua ci faccio un infartone adesso. E poi ci ho pensato, ho detto, io non voglio niente di proprietà, però mi piacerebbe eventualmente dargli un'impostazione per i bambini, per i ragazzi. Quando parlo di bambini parlo dai 3 ai 100 anni, né? Tutti coloro che hanno il desiderio ancora di poter sognare. E così è stato. Allora, la prima cosa che ho fatto è stato quello di fare le varie staccionate, di sistemarlo, si lavorava giorno e notte anche con degli amici. La casetta di Jack London, nel bosco. Perché? Perché il primo libro che ho letto è stato Il richiamo alla foresta di Jack London. L'ho fatto uguale, identica, è una piccola libreria aperta giorno e notte che gestisce un ragazzino di 11 anni. Quelle già, tutte cose un po' strane. Poi c'è la casetta di Emilio Salgari, è una botte da 60 quintali con tanto di oblò, di timone e poi un grande galeone con su pirati e altro, ma non vi voglio dire tutto. Poi ci sono 2 tipi degli indiani d'America, perché da bambino, quando vedevo i film di John Wayne, quando arrivavano i cowboy tutti urlavano e io e mio fratello invece leggiavamo per gli indiani, i nativi d'America, no? Ecco, quando metti dentro queste cose qua da bambino rimangono dentro.
E allora, visto che dovevo andare a aiutare mio padre, non ho potuto giocare, ho cominciato dopo i 55-60 anni e mi auguro di giocare ancora per tanto tempo. E questa collina, dove c'è anche una specie di anfiteatro. Sì, sì, un anfiteatro naturale nel bosco. Quando Lorenzo me l'aveva fatto vedere c'era pieno di rovi, però io avevo visto tutta la conformazione che sembrava quegli anfiteatri tipo dei greci, no? Ho detto, ma qua basterebbe fare là in fondo un palcoscenico e poi tutti dei seggiolini rotondi con i tronchi che si possono girare e facciamo spettacoli anche con 1000-1500 persone ogni volta. Ho la fortuna di avere un sacco anche di amici come Marco Paolini, come Monio Vaddia, come Mario Brunello. Facciamo concerti veramente anche importanti, ma soprattutto è stato fatto per i bambini e per i ragazzi. Quanti ne sono passati? E ogni anno passano dei 20-25 mila bambini e ragazzi. Adesso però fino a novembre 2018 è già tutto prenotato, per cui però se uno vuole venire il sabato o la domenica non è garantito che io ci sia, cioè, o se lo so allora posso anche esserci e mi metto in posizione, altrimenti ragazzi non si può, devo fare un sacco di lavoro. Comunque un laboratorio a cielo aperto dove i bambini imparano a contatto con la natura e il contatto con la natura. Sì, allora 6 anni fa ho cominciato, visto che avevo individuato alcuni insegnanti, perché l'80% delle scolaresche vengono dal Trentino, pensate, da Trento vengono a Mantova, vicino a Mantova, perché loro hanno inserito dentro una materia che riguarda l'educazione ambientale. E qualche insegnante ha detto, però sarebbe bello almeno dormire qualche notte qua, perché c'è un braciere molto grande, ci sono tutti i seggiolini, sono dei seggioloni fatti di cedro del Libano. Quando vedo delle cose che tagliano e che poi, perché non è un legname da bruciare, per cui invece dura molto nel tempo, e per cui è un luogo veramente incredibile. E leggendo i dettati, ho compito in classe di ragazzi che vivono lì, ho vissuto lì anche una settimana, mangiando che cosa? Loro sono ben organizzati, hanno salame, salsicce, fanno la polenta. Hanno fatto in 6 giorni, credo, a una quarantina di polente. I genitori dicono che non hanno mai mangiato la polenta a casa perché non gli piaceva. E leggendo i compiti in classe o i dettati hanno detto che per loro sono state le esperienze più belle in assoluto. Ma dico, ma per noi ragazzini era normale vivere in mezzo alla natura, così, no? Smartphone, telefonini, quelli niente, nel cestino, e si mettevano dentro la casetta di Emilio Salgari. Qui se i genitori dovevano parlare, facevano a meno, andavano a parlare quando praticamente tornavano a casa. E se vogliono è così, altrimenti pazienza, se li tengono a casa. Perché io sono arrivato a una conclusione molto, molto semplice, anche cruda se volete, che tante volte i bambini, i ragazzini li distruggono i genitori. Non hanno più il coraggio di dire di no. No? E guardate che nessuno, io vedo anche quelli delle elementari, tante volte quando giocano all'aria aperta così, sono talmente impegnati che si fanno la pipì addosso, che per loro il gioco è una cosa seria. Invece normalmente sono pieni di impegni. La scuola si è seduto 5 ore lì, per me era come mettermi in prigione. Infatti ogni tanto mi facevo mandare fuori perché almeno così camminavo un po' e poi dovevo fare i 7 chilometri a piedi per andare a casa. Ecco, quello era la cosa più bella, perché mi guardavo attorno. Ma guardate che
nei paesi anglosassoni, Norvegia, Finlandia, io sono stato varie volte là, e le scuole sono quasi almeno 3-4 volte alla settimana sono fuori. Fanno lezione, fanno matematica, fanno lingue straniere fuori, all'aperto. Noi invece abbiamo pensato che è meglio tenerli sempre lì chiusi. Abbiamo fatto la regola che bisogna accompagnarli fino adesso. Bisogna accompagnarli a 14 anni fino lì nella scuola per andarli a prendere, no? C'è mia nipotina che ha 13 anni, no? E il suo divertimento più grande è con sue due o tre amichette, che sono sempre le solite. Il divertimento era quello proprio di fare quei 600 metri, 1 chilometro al massimo, no? Ci sono la pista pedonabile, per cui non è un pericolo, però noi abbiamo la capacità di far diventare le cose difficili quelle semplici, e questo è un po' il nostro modo di fare, insomma. C'è una terza attività, scusate, riassumo, di attività ne ho tantissime, però una terza cosa che fai, sempre lì dalle parti di casa tua, di Castiglione del Stiviere, la fabbrica delle fiabe. All'officina di racconti delle favole. Questa è sì, un'altra cosa che arriva dalla tua infanzia. Sì, sì, perché io sono nato nella Cassina Rossa. Cassina Rossa, 8 famiglie, chi aveva meno figli, mio padre e mia madre, eravamo in 3. Poi però c'erano delle famiglie altre che ci davano dentro di più di mio padre e mia madre, per cui 6, 7, 12 figli. Per cui voi immaginatevi nell'Aia grande con tutte queste case, c'era la casa padronale, poi le case per cui si giocava, si litigava, si discuteva, ma c'era il vecchio che non riusciva più a far fatica a camminare, lo portavano nell'Aia, lo sedevano sulla seggiola e lui era quello che controllava tutto quanto. E quando arrivavano i genitori non succede quello che succede adesso, si diceva Sofiul e il gaffate Rabi, suo figlio ha fatto arrabbiare, erano le nostre, né? Non è che davano ragione a noi i nostri genitori. Guardate che il senso della comunità, no? E per cui tutti erano però indaffarati, gli adulti, nei campi, stalla, come ho detto prima, tutti, e alla fine noi eravamo indipendenti, tra virgolette, ma abbiamo avuto un privilegio che pochi hanno avuto. Abbiamo avuto un vecchio, era un barbù, un pover'uomo, un pover'uomo, no? E gli adulti non lo amavano, era chiamato Mandelo. Quando lo vedevamo in fondo al viale di Pioppi, che arrivava con questa sua bicicletta tutta sgangherata, no? Traballava tutto quanto, forse c'erano 2 viti che tenevano assemblate le 2 ruote, poi era tutta legata col filo di ferro. Sul portapacchi aveva una cassetta con dentro degli oggetti che tutti gli altri buttavano via, lui non buttava via niente, raccattava tutto. Perché già allora si buttava via poco, Sì, però lui molto, no, lui non buttava via niente. Poi quando noi eravamo lì, che arrivava, immancabilmente aveva una piccola roncoletta e trasformava quegli oggetti in oggetti meravigliosi. Ma noi eravamo i bambini più contenti perché avevamo la certezza che per quei 2 o 3 giorni che si sarebbe fermato lì nella Cassina Rossa ci avrebbe fatto andare nei luoghi più lontani di questo mondo con i suoi racconti. D'inverno nella stalla, che era il luogo più caldo, ed estate sotto 2 grandi magnolie. Noi non perdevamo una battuta. E dopodiché diceva: vedete bambini, adesso voi andrete tutti quanti a dormire, io sono già vecchio, non ho voglia di dormire. E io sono convinto, ho detto, che fino all'ultimo respiro uno deve provare emozioni, deve provare delle sensazioni importanti, per cui nel frattempo che diceva queste cose qua tirava fuori un grande telo che aveva in quella cassetta su quella bicicletta, aveva delle corde lunghe. Vedete bambini, questo è il mio pallone volante, appena arriva un po' di vento lo faccio gonfiare,
salgo sulla mia cesta, lo aggancio a questo telo e appena arriva un po' più forte lui mi alza, non importa se poi mi porterà a nord, a sud, a est, a ovest, no, non importa, l'importante è andare. Lì ci ha portati e ci raccontava i luoghi più affascinanti al mondo. Le prime montagne dell'Himalaya che io ho visto, le ho viste attraverso la sua voce, che non era una voce qualsiasi, una voce abituata a dialogare con i fiori, con le stelle. Era un sognatore canito, ma gli adulti non lo amavano, erano invidiosi. Ecco perché lui è stato per me una persona fondamentale. E poi quando raccontava che dall'alto si vedono le cose completamente in modo diverso, ma completamente, appena ci alziamo alcune centinaia di metri e non vedi più i vari confini, i vari reticolati, le varie staccionate, questo è mio, questo è tuo, no. E lì decantava tutte le bellezze che dall'alto riusciva a vedere, no? I giardini fioriti, le rocce che si tuffavano nei laghi, raccontava l'ansimare delle valanghe che scendevano dalle montagne. Ecco perché io penso che quelle sono entrate e non se ne vanno più. Non è che io voglio sostituirmi a Mandelo, Mandelo era insostituibile, però Mandelo c'è ancora. Quando mi dicono i bambini, ma c'è ancora Mandelo? Mandelo c'è ancora, non c'è più ma c'è ancora. E o mi guardano ancora con gli occhi illuminati. E beh, ho detto a tutte le persone che hanno dato un senso autentico all'esistenza, ci saranno sempre. Io non ho più né mio papà né mia mamma, ma ci sono ancora. Io a volte quando cammino anche nei boschi così e ho bisogno di fare, io parlo, qualcuno se mi sentisse dice questo qua è tutto cretino, tutto scemo, forse l'altra quota gli ha creato un po' di problemi, ma invece non è così. Glielo chiedo perché so già in partenza in modo perfetto le risposte che mi darebbe su alcune cose che io gli direi. Oramai l'ho conosciuto talmente nelle pieghe più nascoste, mi direbbe sta attento, arda becché che te fai e cerca di accontentarti, guarda bene quello che fai ma cerca di accontentarti. Erano i suoi 2 o 3 termini che lui era fisso, no? L'accontentarsi, no? E quelle generazioni ti coccolavano fino, ripeto, 6-7 anni, se tutto andava bene, se eri fortunato. Dopodiché basta. Dopo era la dimostrazione della quotidianità, quella che contava. Il rispetto. Io mi ricordo che una volta avevo risposto male a uno degli anziani alla Cassina Rossa, mi sono sentito uno schiaffo, volevo dire una cosa un po' diversa ma in dialetto mantovano, no? Che mi è servito per sempre. Ho detto non permetterti mai più di offendere quel vecchio. Ecco, quello era adesso una cosa del genere non è giusto, non era giusto farlo ancora allora, ma è stata una cosa istintiva. Non è che ci pensavi su a riflettere grandi discorsi filosofici. Se te lo meriti, partiamo subito. Quello era però secondo me sono state quelle persone che parole non straripavano, non esageravano mai, ma nei fatti devo dire che io ho una stima infinita e immagino qua nelle vostre zone pastori, contadini, gente che comunque ha fatto la differenza e questi qua non si stancavano mai. E per me è come vedere
i pastori nepalesi o i contadini nepalesi e dicevano, ok, questi qua non sono mai stanchi. Vedi la zappa, inizio la mattina, finiscono la sera, questi qua li tiri su, sembrano tirati su con la molla, no? Eppure è gente di 40-50 kg, e però un po' di minestrone quando andava bene, formaggio solo sabato e la domenica, vino ce n'era poco, però facevano il vino piccolo, la seconda spremitura, per cui molta più acqua, per cui per berne un bicchiere dovevi bere 3 o 4 di quelli lì con dentro, però insomma era già un fatto estremamente, anche quello lì di grande soddisfazione. Il tempo stringe, volevo un po' riassumere, ci hai parlato di bambini, ci hai parlato del sogno, delle favole, tu sei anche fotografo e fotografi molto le mani, parlo un attimo delle mani. Le mani per me sono come gli occhi, non c'è bisogno che parlino. E la prima cosa che faccio è quando mi stringo una mano o quando guardo attorno, mi guardo attorno, vedo subito delle mani particolari. Anche queste vengono via dall'infanzia. Le mani di Mandelo poi erano spropositate, vuol dire che da giovane deve aver fatto una vita veramente faticosa, scalpellino di pietra, almeno sembra, ma lì c'erano grandi controversie su Mandelo, perché allora, quello a dire era amato dalle donne, forse gli uomini erano estremamente gelosi, per cui qualcuno diceva viene via dal mare. Perché dal mare? Perché vedi che in quella cassetta ha anche un'ancora con una corda molto, ma questa gli serviva per raccontare le storie. No, ma cosa sai te, cosa vuoi sapere tu di quello che lui viene via dalla montagna, non vedi che ha dei chiodi da roccia vecchi lì, guarda quella corda, quella lì una corda di canapa, e lui non diceva mai niente, e nello stesso tempo continuava a alimentare questo fatto, da dove verrà, da dove non verrà, no? È che la gente era più predisposta. Adesso mi viene tante volte in mente che tutti quanti noi volevamo stare vicino a lui. Avevamo la percezione che standogli vicino le favole fossero migliori, potessimo anche ascoltarle meglio. Adesso uno, se fa una cosa di questo genere, lo prendo per pedofilo. Ma veramente, cioè, è cambiato completamente tutto, almeno su queste questioni, no? Ma una persona di una secondo me unico al mondo, e forse anche appunto l'Officina di Racconti delle Favole è nata proprio perché ho detto, ma se io rimanevo così affascinato quando mi raccontava le favole, perché io non le devo raccontare però in un luogo dove c'è una scenografia particolare. Quando entrano lì i bambini, una classe o due, per cui sono attorno ai 30-35 a volte, nessuno parla, perché si lasciano molto condizionare dall'atmosfera, no? Poi in fondo c'è una grande finestra pitturata con Mandelo, con la bicicletta, però c'è una luce che proietta l'ombra di Mandelo su quella strada un po' tortuosa. Vedete, basta poco. Tu puoi parlare tranquillamente, con un tono ovviamente diverso. Io riesco anche 30-35 minuti che nessun bambino in scuole materne parli. Ecco perché tante volte con i ragazzi, con i bambini, dico, ma non c'è bisogno, tante volte lo smartphone magari è utile tante volte, però tante volte bisogna dargli delle opportunità.
Bisogna lasciare spazio alla fantasia. È quella, no? Ecco perché, ecco, in poche parole bisogna credere in qualche cosa. Allora noi abbiamo, cioè noi, Fausto, raccontaci un po' di questa esperienza di Mario. Mario Brunello, devo dire che ha dimostrato una cosa eccezionale. Ovviamente lo conosco da parecchio tempo, è stato il primo, io ero a Castelfranco Veneto, si parla ormai di 13-14 anni fa, aveva sentito che io cercavo di organizzare delle iniziative per raccogliere i soldi per la scuola. Lui si è messo a disposizione con 15 elementi e a un ristorante chiamato Il Tamburello ha fatto questo evento con 1 migliaio di persone. Devo dire che lì è stato il primo gruzzoletto che siamo riusciti a captare per iniziare ad acquistare la prima parte di terreno, e poi siamo sempre stati molto amici. E quella serata lì però c'era anche fra i partecipanti anche Marco Paolini, che quando ho terminato quelle cose che avevo raccontato dell'idea, ma guardate che se io tornassi indietro non so se avessi ancora la forza di fare quello che avevo fatto allora, perché è un conto dire ma io ho un sacco di idee, e vabbè, tu hai un sacco di idee, prima falle, poi adesso realizzane una, però esatto, no? Per cui non avevo in mano niente, per cui è stata, credetemi, una fatica incredibile, però insomma le cose sono andate avanti e questo rapporto è sempre stato molto... E Paolini è intervenuto anche lui, poi si è messo a disposizione a fare delle varie iniziative anche lui, poi Monio Vaddi e poi Eri De Luca, insomma personaggi che comunque quando fanno alcune iniziative insomma c'è sempre una partecipazione, no? E, ecco, poi l'anno scorso ha voluto venire, anzi quest'anno scusate, è venuto quando ho visto le scuole, l'ho visto emozionato e come vi dicevo ho portato giù queste violoncelli, viole, violini di ottima fattura, e poi una settimana ha spiegato ai ragazzi e alle ragazze la musica, insomma, non è che imparano in poco tempo, però lui ha fatto un miracolo. E poi hanno suonato cantando le ragazze in italiano Bella Ciao. Veramente mi sarebbe piaciuto solo vedere quella parte lì, perché tutto il resto insomma credo che lo potete anche immaginare, ma quello invece non è facile immaginare. E dopodiché mi ha detto ascolta, io sono rimasto talmente colpito da questa realtà, da questi ragazzi, da queste ragazze, perché non ideiamo un progetto importante, i suoni dell'Himalaya. Lui è stato uno dei promotori dei suoni delle Dolomiti, ha detto perché non facciamo quelli dell'Himalaya? No? La musica ha bisogno di spazi, non ha bisogno di grandi cose, e non ci sono spazi più affascinanti di quelli della catena himalayana. Insomma lì i palcoscenici naturali sono, ogni mezz'ora ne trovi talmente tanti, e così ad aprile partiremo e faremo i suoni dell'Himalaya con 6 ragazze nepalesi, 3 o 4 ragazzi sempre della scuola, e vediamo quello che salta fuori. No, l'esperienza sicuramente sarà affascinante, perché insomma è gente che comunque io li stimo molto per la loro capacità professionale, ma a livello umano secondo me li superano altamente. Però tanti qua magari non li conoscono in Italia. Io sono stato in California ma anche a Tokyo, e non c'è
come si può dire, un negozio di musica dove non c'è Mario Brunello, no? e Pavarotti o Bocelli, no? Ecco, questo è anche importante, insomma iniziative ce ne sono tante. Il problema qual è? Quello di riuscire a fare quelle che riesci a fare nel migliore dei modi, perché altrimenti rischiamo magari di perdere un sacco di tempo, insomma. Diciamo una cosa, tu hai messo in piedi tutto questo grande meccanismo e sei riuscito a mettere in piedi anche una squadra. Quante persone ti hanno aiutato? Volontari, quelli che hanno creduto in questo progetto, che ovviamente sono tanti, no? Ma ci sono state delle fondazioni tedesche, francesi, dopo il terremoto, per cui io non mi aspettavo assolutamente niente di questo, perché alla fine la fondazione c'è un presidente, Anselmo Castelli, che però lui porta avanti un progetto in Brasile, il progetto Santa Rita. Se andate sul sito lo trovate, il progetto Santa Rita è enorme, è un progetto straordinario. E io ovviamente raccolgo fondi per il Nepal, e poi c'è Cristiano Corghi che è andato giù questa mattina per il Nepal per questioni, diciamo, burocratiche, perché vi dico che tu puoi fare tante cose, ma le devi fare in modo perfetto. Troppe persone ho visto che hanno portato avanti dei progetti, ad esempio è venuta da me 20 giorni fa la Smuniak è un'attrice che era la moglie di Tarricone, quello che poi è morto, e lei ha creato questa fondazione e ha fatto questa scuola. Lo sbaglio che lei ha fatto qual è stato? È stato quello che gli hanno dato del terreno per costruire la scuola. Lei l'ha costruita, hanno credo speso 150.000 euro, però adesso la scuola è del proprietario del terreno. Per cui adesso se lo gestisce lei non può assolutamente dire la sua. Vedete che se tu non hai delle persone competenti che sanno perfettamente come va fatta una convenzione, come va fatta, come va impostata, tu rischi veramente. Poi con le leggi tu devi sapere le leggi nostre ma anche le leggi loro, per cui non è assolutamente facile. Se ci sono domande intanto naturalmente segnalate, che in totale hai un'idea di quanto avete investito, quanto è stato investito in... Sì, ho raccolto 4 milioni di euro, 4 milioni e 300 mila euro. E per via di tutti quei chilometri. Insomma, quindi... No, ma io dico sempre che quelli che lavorano in miniera tribunano sicuramente di più. Ogni tanto mi fermo l'autogrill e bevo un caffè, così rimango sobrio. E hai incontrato tanti amici però così, no? Sì, no, ma devo dire che c'è stato un sacco di amici, poi a parte che ero anche sabato scorso a poco distante da voi, a Gemona. Gemona non so, però ecco, no, a Trieste ci sono andato varie volte, purtroppo qua in Friuli, questa parte qua devo dire che la conosco abbastanza poco. Così adesso si vedrà quello che quest'anno alla fine di febbraio partirà il 7° e l'8° progetto, che sono dei pannelli fotovoltaici a ogni struttura delle scuole. Sono tutte scuole di 3 piani, sopra normalmente non hanno i tetti come i nostri ma sono piatti, lì metteremo tutto il sistema fotovoltaico perché
perché in Nepal, quando c'era ancora il re, cosa hanno pensato? Di fare degli accordi dove la corrente andava tutta in India o in Cina e a Nepal rimaneva poco e niente. Per cui se una scuola, se un'impresa, se un'azienda non ha l'elettricità per 5-6 ore, ma anche se fosse 2 ore in meno al giorno, è ovvio dove va questa azienda qua. Per cui adesso stiamo mettendo questi sistema di fotovoltaico e tutti i pannelli li dobbiamo necessariamente acquistare dall'India. Magari molti anche in Italia li acquistano dall'India, poi li rivendono in Italia. Però sono degli accordi che tu non puoi portarli dall'Italia e molti me li darebbero anche gratuitamente, però non è possibile, come i farmaci, come un sacco di cose, su quelle convenzioni che per me trovo veramente assurde, però esistono. Dopo partirà il progetto sportivo, il parco giochi per bambini è stato ultimato questo mese, il centro sportivo, e poi sul poliambulatorio alzeremo un altro piano per alcune famiglie che hanno avuto assolutamente le case distrutte, però non hanno più il marito o hanno 2 o 3 bambini, e allora faremo insomma una decina di appartamentini piccoli, però ci stanno dentro queste famiglie e possono anche mangiare all'interno della scuola, insomma. Se ci sono domande? Nessuna curiosità? Volevo chiedere che Ecco, religiosità, arriva il microfono. che tipo di religiosità c'è in questo paese? Cioè, Allora, maggioranza induisti, il 60%, poi c'è un 20% di buddisti, poi gli amaisti, però devo dire anche alcuni musulmani, però c'è sempre stata, in Nepal forse la caratteristica più importante, c'è sempre stata molta tolleranza, no? È ovvio che la scuola può essere un imprinting ulteriore, no? Se hai la fortuna di avere degli insegnanti equilibrati e che hanno il desiderio di far capire che, ripeto, avendo la fortuna di avere una scuola come quella, a volte fanno delle lezioni con dei docenti americani, ma non che i docenti americani siano migliori dei nostri, no, assolutamente, però io ho capito una cosa, che là seguono i docenti in funzione a come riescono a esprimersi con dei ragazzi di età diverse, no? Noi avevamo dei ragazzi del tipo scuole medie, no? Che facevano chimica e fisica ed erano un disastro. Da quando hanno le lavagne multimediali fanno vedere questi docenti che mentre spiegano fanno vedere, ma veramente io ho capito delle cose e se ho capito io è tutto da dire, vuol dire che sono straordinari, perché sono di una facilità incredibile. Ecco, se noi pensiamo che tante volte le nostre scuole, in molte scuole dove sono stato anche nel Meridione o in centro Italia, ma basta andare nel Bresciano, basta andare nel Mantovano, che tante volte non hanno le lavagne multimediali, quando oramai ci sono dei programmi a livello didattico veramente perfetti, dove quello che spiega è il suo lavoro, ma fa solo quello, ed è stato selezionato fra molte persone e scelgono quello più adatto in funzione all'età di ragazzi o di quelli un po' più grandi, insomma. Ecco, la stessa cosa vale per quanto riguarda gli insegnanti, per quanto riguarda la parte religiosa. Ovvio che se hai un insegnante che istiga o qualcuno che magari fa l'indifferente, ma invece questi argomenti sono fondamentali. Questa è la politica, io continuo a dire, stiamo lontani dalla politica,
a me la politica piace molto, la politica è l'espressione più nobile che ci possa essere, poi qualcuno la può rendere sporca o putrida, ma quello è un altro discorso, no? Ma io continuo a dire che la vera politica la sta facendo la RAI, no? È ovvio che magari il governo tante volte non dà fastidio, non parliamo di quando c'era la monarchia, perché non è che non vogliono le scuole, non vogliono le scuole quelle che funzionano, che è una cosa ben diversa. Se tu a un ragazzino di 13-14 anni gli dai in mano un computer, questo qua smanettando come sanno fare i giovani, in una settimana sanno quello che succede nel mondo, poi vai a fargli intendere un'altra cosa. No, devo dire che c'è molta tolleranza, l'unica cosa che è scoppiata, e devo dire che fortunatamente è stata contenuta, è quando quel gruppo numeroso di nepalesi sono stati massacrati, e ci sono delle immagini, io le ho orrende, in Afghanistan e in Iraq. C'è una presenza anche del mondo cattolico, c'è tipo scuola cattoliche dove i missionari abbiamo fatto tante in tutto il mondo. Anche sì, lì, no, ma c'è qualcosa anche di poco distante. Io devo dire che preferisco che siano loro a decidere, non voglio convincere nessuno, ma proprio perché non compete a me. Cioè, loro lo sanno che qua c'è il cristianesimo, il cattolicesimo e loro sono buddisti, induisti, lamaisti, no? Perché fra le tante cose credo che questa possa essere anche una curiosità. Molte insegnanti mi chiedono: ascolta, prenderei l'aspettativa, sono stanca, voglio prendere un po' di ossigeno, voglio andare in Nepal, si potrebbe stare lì nella scuola? Adesso dico immancabilmente no, non perché non siano bravi, ci mancherebbe, però è stata un'insegnante all'Università di Padova che è andata, era un'esperta di informatica, ma là ci sono degli insegnanti, professori indiani di informatica che sono incredibilmente bravi, no? Dopo solamente 10 giorni ha cominciato a mandare delle email, ma qua bisogna, loro fanno 2 ore di meditazione a settimana, togliere 2 ore di meditazione perché così possono fare 2 ore di informatica in più, acceleriamo, ascolta, io ho detto prima vieni a casa e meglio è, no? E dispiace dire questo, però alla fine se tu rimani in silenzio le cose si incancreniscono e poi è difficile, è meglio essere molto schietti fra di noi e dire: guarda, ascolta, è inutile che tu vuoi cambiare i modi, io non mi permetto assolutamente di andare là a sentenziare le ore di studio che fanno loro. Io posso lamentarmi e mi lamento, mi sono lamentato molte volte, molti sono partiti sulla manutenzione, perché ognuno deve, noi abbiamo, ogni persona responsabile di ogni building, di ogni palazzo, no? Finestre, serramenti, i tetti, la tinteggiatura delle aule, decorare quelle per i bambini piccoli, perché loro non entrano nella loro mentalità, loro l'importante è fare la cosa nuova, dopodiché, dopo 3 anni, sembrano che abbiano 50 anni, no? Io la penso in modo diverso, io dico che più passano gli anni più le scuole devono diventare belle, ma perché? Perché non sono soldi così piovuti dal cielo, sono soldi che qualcuno ha dato e gli dobbiamo molto rispetto, per cui tanti hanno, perché loro hanno la capacità di dirti sempre di sì, dicendo però di sì per loro è così, no? No, invece è così, e allora lì devi fare delle scelte, per cui gli dai delle opportunità, gli dai un'opportunità, gliene dai 2, dopodiché basta, cioè, no? Qualcuno se ha dovuto andarsene via perché ha
fregato, ma poco, però anche se fossero ad esempio $50 nell'acquisto di fiori o di altre cose, è il messaggio, perché tutte le volte che vado giù devo ripetere le stesse cose. Il rispetto vuol dire anche quello, no? Perché già prendono uno stipendio ovviamente che da altre parti non potrebbero, o addirittura sono senza lavoro, per cui hanno già la fortuna di prendere quello, ma come spesso succede la gente a volte perdono il senso della misura e non si accontentano, pretendono di più e poi rimangono così, senza lo stipendio e senza quelli che hanno portato via. Altre domande? Io volevo chiedere una cosa. Aspetti che arriva il microfono. Arriva. Io faccio parte dell'associazione Friulmandi del Panameste e anche come associazione sosteniamo delle scuole in Nepal, anche delle case famiglia e anche degli orfanotrofi. E molti di noi che fanno parte dell'associazione hanno in adozione dei bimbi a distanza. Cosa significa questo? Che mandiamo un assegno annuale che serve a sostenere i bimbi a scuola. Cioè io ho in adozione una bimba e i soldi che mando li servono alla famiglia della bimba per mandarla a scuola. Nella sua scuola i bimbi possono andare senza pagare, cioè perché non so se sono spiegati. No, ho capito benissimo, ma ho capito benissimo. La sua scuola è gratuita, cioè un bambino per andare alla sua scuola, frequentare la sua scuola, deve pagare. Abbiamo capito. Cioè, perché da quello che ho capito in Nepal le scuole non sono gratuite. No. Allora, io voglio arrivare al 50% e adesso siamo al 40%, 38 e qualcosa di bambini o ragazzi o ragazze che non pagano assolutamente perché non hanno niente. Cioè. Però l'unica scelta qual era? Quella di fare una scuola tecnologicamente molto con tutte le tecnologie del caso. Perché questo? Perché abbiamo capito che molte famiglie, anche di Kirtipur, mandavano i figli o le figlie in India a scuola, perché là avevano le scuole più preparate. Per cui adesso vengono lì, addirittura dopo il terremoto noi avremo addirittura circa 1000 offerte, ma noi non possiamo prenderne troppi, per cui loro pagano in funzione del reddito che hanno. Ma l'unico modo è quello di dire: ragazzi, a me dispiace, tu hai un reddito di questo tipo, no? E poi là non sgarrano, tante volte è più facile che sgarrino da noi, per la retta dell'asilo, la mensa dell'asilo, là è difficile che lo facciano, per cui pagano e con questi soldi puoi permetterti di far andare a scuola quelli che non hanno possibilità. È l'unico modo, non ne vedo altri, altrimenti io alcune realtà le conosco bene, anche molti orfanotrofi, in alcuni palazzi addirittura dell'epoca coloniale inglese, e devo dire che ho avuto anche esperienze molto, molto negative, però quella è la realtà, ragazzi, cioè, è difficile, no? Probabilmente è un discorso di responsabilità, cioè chi si prende la responsabilità di raccogliere e poi distribuire il denaro deve essere persona certa. Sì, ma al di là di questo poi uno è la propria coscienza, deve rispondere alla propria coscienza. Io ripeto, arrivare a 65 anni. Questa è la prima cosa, quella della coscienza è la prima cosa. No, ma lo condivido pienamente. Però c'è da dire che questi sono paesi che siamo sottosviluppati, ma avrebbero tutto
tutto per essere paesi come i nostri, tra virgolette. Noi possiamo lamentarci, però alla fine, se noi pensiamo che il re, ecco, non vi ho detto questo, mi spiace dirlo, la scuola si chiama Rail Memorial School perché è la sigla di 4 martiri ammazzati nel 90 di fronte al Palazzo Reale, che l'unico torto che hanno avuto è stato quello di urlare più di altri e hanno svegliato il sonno della regina. E lei ha telefonato al colonnello comandante e ha detto di farli tacere, e lui ha pensato bene di sparare, per cui sono ammazzati. Ecco, comunque c'è un percorso particolare. Io credo di aver rischiato molto di più i primi anni rispetto a quando salivo quelle montagne. Per me, se io penso adesso ai rischi che ho provato e sono arrivato varie volte vicino a quel brutto odore che si chiama morte, no? Però è anche vero che ho sentito tante volte lo stesso odore quando mi hanno protetto quelli di Kirtipur, perché mi facevano salire dalle ringhiere sui tetti per scappare quando arrivavano gli squadroni della morte nel periodo più critico della guerra civile. E lì ho perso anche un'amica olandese, una giornalista. Per dirvi che comunque i percorsi sono tutti impegnativi, tutti. Poi ognuno fa, nel bene o nel male, porta avanti quello in cui crede, ripeto. In Nepal so che ci sono un sacco di varie iniziative, a Peiron, no? Il Trentino è veramente una realtà molto forte. Per esempio le cucine noi le abbiamo fatte con soldi dati anche dalla provincia autonoma di Trento, no? È ovvio che le scuole non pagano niente sulla collina di Lorenzo, è uno scambio, no? Oramai di adozione alpinistica, sono trentino perché sono sempre andato via con alpinisti trentini e di conseguenza c'è questo scambio, però anche ultimamente l'assessore Ferrari è andata giù con altri funzionari della provincia e devo dire che sono rimasti colpiti. No, io di questo devo dire che sono estremamente orgoglioso. Il percorso che ho fatto, anche quello alpinistico, anche quello soprattutto prima degli 8000. Quello di prima degli 8000 io credo che sia, no, ogni tanto me ne parlano Roberto Mantovani e Enrico Camanni, no? Che loro ne sanno qualcosa in più, ma tutti e due sono storici dell'alpinismo. Esatto, però ripeto, ho fatto un percorso graduale, ma di cui sono estremamente molto contento, soddisfatto. Perché graduale? Perché noi partivamo da Castiglione e andavamo su Adamello a piedi, 7 giorni, e venivamo criticati dai CAI, no? Perché dicono: come? Ma scusa, in 3 ore con la macchina vai là, pronto per andare sull'Adamello, sul Care Alto, e voi, ho detto, sulla strada dicevano: vedete le montagne? Sì, un conto vederle, un conto viverle, nelle pieghe più nascoste di queste montagne. Adesso vanno con l'elicottero. Ecco, io penso che un buon futuro possa essere quello di tornare, fare qualche passo indietro e cominciare anche, o potete partire già subito da casa, anche noi partivamo da casa, però dovevamo fare una giornata per arrivare all'inizio della Valsabbia, per cui in mezzo ai campi, in mezzo ai vigneti, se c'era l'uva si poteva, ogni tanto si c'era un po' di uva, ma però altrimenti erano campi, capezzagne, no? Ecco, quello secondo me è stata una delle fasi importanti. E adesso la stessa cosa, andare a fare le scalate degli 8000 presentandosi direttamente al campo base, saltando tutta la realtà
del Nepal o piuttosto la realtà del Pakistan. Questo non possiamo farci niente, perché altrimenti poi si comincia a giudicare e tantomeno sentenziare, poi Ma non è per sentenziare, ma ti arrivano mazzate da tutte le parti. Io dico che è ovvio che la parte più nobile che c'è è quando organizzi a casa col tuo amico, no? Io di solito andavo via con Sergio Martini, con lui sono andato diciamo 16-17 volte in Himalaya, no? Era quando ti mettevi lì con la cartina e con le immagini dell'itinerario. Il sogno, no? Il sogno è la fase più importante. Dopo, che non è inferiore, quando arrivi all'aeroporto, stai lì quei 2 giorni a organizzare i fusti e poi parti l'avvicinamento. Ecco, l'avvicinamento, che è quello forse più nobile, no? Perché quando veniva via, non so, il Fabio Stedile o altri amici mi dicevano: Fausto, ma scusa, tu che è un sacco di tempo che vieni qua, ma perché questi vecchi hanno degli occhi che trasmettono serenità? Ho detto, è una cosa lunga, migliaia di anni, ho detto. Adesso ho detto, appena vedrai che si alza il sole, perché noi partivamo presto per fare gli avvicinamenti e per arrivare insomma un po' prima, perché quando fa caldo la poi picchia, no? Appena saliva il sole c'erano le mamme e le nonne che portavano fuori i loro bambini, ma anche pochi giorni che erano nati, ancora mezzo addormentati, poi li mettevano su delle pelli di acqua, su delle coperte di lana, e poi con degli oli, degli unguenti molto profumati massaggiavano tutto il corpo mentre cantavano, perché loro dicono che il risveglio deve essere una cosa dolce, di conseguenza dolce tutta la giornata e automaticamente tutta la loro vita. E guardate che questo trattamento viene fatto anche fra il passaggio dalla vita alla morte, che è il momento in cui tutti quanti, nessuno escluso, dobbiamo fare i conti, che non deve essere fatto in aule bianche o grigie attorniati di camici bianchi che con gli affetti tante volte hanno poco che spartire, no? Ma ci sono i figli, i nipoti, quelli rimasti, i loro cari, e anche là con questi oli a massaggiare deve essere un passaggio dolce. Ecco, basterebbero queste cose per pensare e per capire che noi forse siamo andati talmente troppo veloci senza capire bene dove vogliamo arrivare. Poi è ovvio che ognuno è libero di fare le proprie scelte, di dire ma forse quello lì è superato. Sì, però io vorrei fare una vecchiaia in questo modo. E anche il passaggio verso l'aldilà vorrei che fosse così dolce. Penso che sia una bella conclusione per questa sera.